piccolina, la chiamavano qui a Sommatino Santa Barbareggia. Poi c'è anche il gruppo statuario dell'Annunziata, scuola napoletana, è molto bello, molto armonioso. E poi anche abbiamo un quadro, abbiamo poche cose dal punto di vista storico-artistico, perché la chiesa, diciamo, è recente, è nuova, non affonda le radici nel tempo, nel passato, alla fine del Settecento che è stata costruita. Abbiamo un quadro che riproduce l'estasi di San Francesco, che è attribuito alla scuola di Pietro Novelli. Altre cose non saprei cosa dire, c'è un richiamo alle vetrate, una bella vetrata che abbiamo realizzato qualche anno fa, l'ha fatto l'artista Marcella Fratelli di Roma, che ha riprodotto in questa vetrata molto grande le due patrone, Santa Barbara, patrona di Sommatino, e Santa Margherita, patrona della parrocchia. Poi c'è un rimaneggiamento molto nuovo, cioè il nuovo tabernacolo realizzato in occasione del giuramento degli allievi del quarto Guastatori. A dire il vero, questo tabernacolo, compreso il seggio presidenziale, fa parte dell'adeguamento del presbiterio. Stiamo pensando ad adeguare il presbiterio alle norme liturgiche e abbiamo iniziato proprio con la sedia presidenziale che ha inaugurato proprio il nostro vescovo in occasione di questo avvenimento così importante per Sommatino, perché mi dicono che è stato il primo in tutta Italia questo giuramento dei soldati urlato, come dicevano loro, in piazza con la partecipazione di tutta la popolazione. È stato veramente un avvenimento grandioso e suggestivo. È stato presente il vescovo che ha inaugurato proprio la sedia presidenziale e la riserva eucaristica, il tabernacolo. Siamo in attesa di adeguare ancora il presbiterio con l'ampone, l'altare e poi ancora il fonte battesimale, il battistero che abbiamo previsto è un po' più grande di quello che abitualmente abbiamo usato per consentire il battesimo per immersione, il rito di immersione. Altre chiese della città di Sommatino? Ci sono altre due chiese parrocchiali, la chiesa di Santa Maria Addolorata e la chiesa di Sant'Antonio, costituiscono le altre due parrocchie della città. Ma c'è un altro personaggio di Sommatino che vorrei presentare ed è il presidente della Proloco, Giovanni Indonato, che ci parlerà invece di quelle che sono le manifestazioni che avvengono durante il corso dell'anno. Noi ne abbiamo molte tradizioni popolari e alcune sono tipiche sommatinese e quindi uniche nel suo genere in tutta la Sicilia. Partiamo da una manifestazione tradizionale che è l'Utuppi Tuppi. L'Utuppi Tuppi è una rappresentazione dal vivo della fuga in Egitto della Sacra Famiglia e viene appunto celebrato in occasione della festa di San Giuseppe, 2 volte l'anno, il 19 marzo e la seconda domenica di agosto, in occasione dell'arrivo dei nostri immigrati sommatinesi che vengono a trascorrere le ferie nel loro paese di origine. Poi abbiamo un'altra tradizione che è anche importante, la Settimana Santa. Settimana Santa in cui rappresentiamo dal vivo i momenti più salienti della Passione di Cristo. Si svolgono in 3 giorni e praticamente abbiamo anche la rappresentazione della Scinnenza che tratta appunto dal testo di Filippo Orioles il riscatto di Adamo. Da non dimenticare nel contesto delle manifestazioni annuali, da non dimenticare appunto il Carnevale
è l'estate sommatinese, in occasione della quale noi portiamo a Sommatino cantanti famosi. Poi infine abbiamo la festività di Santa Barbara, che è la patrona di Sommatino, che viene celebrata appunto il 4 dicembre. Mentre nel periodo natalizio sono caratteristici a Sommatino i presepi artistici, nei quali viene appunto recitata la novena di Natale in dialetto siciliano. L'assessore Amedeo Roccaro, assessore ai lavori pubblici e alla viabilità, lo abbiamo scelto per spiegarci, dando questi punti ideali di arrivo a Sommatino, un turista che decidesse di venire a Sommatino, dando i soliti nostri 3 punti ideali, Palermo, Catania, Siracusa, cosa deve fare? Lei che è assessore anche alla viabilità, ce lo dica, assessore. Sommatino è un comune servito bene dalla viabilità e possiamo arrivare a Sommatino tramite strade provinciali e strade statali. E partendo da Palermo e da Catania, quindi con la A19 incontrandosi nella Bratella che sfocia nella Galleria Sant'Elia, possiamo arrivare a Sommatino percorrendo la 640 e tagliando per la strada provinciale SP34, immettendosi che immette nella SP2 e incontro nuovamente la SP127, sempre strade provinciali, e con la SP2 che è l'ultimo tratto si arriva facilmente a Sommatino, strada veramente percorribile e quindi senza problemi di sorta. Poi partendo da Siracusa invece possiamo avere 2 percorsi alternativi, uno sempre andando per Catania e quindi facendo lo stesso percorso che avevo detto poc'anzi, mentre se si sceglie la litoranea si può andare per Gela e fare la strada, arrivare al Ponte Olivo e quindi tagliare per la strada provinciale che incontrandosi poi sulla SS 190 delle Zolfare porta direttamente in mette nel comune di Sommatino. Bene, abbiamo meglio, ma una domanda al sindaco Poretario. Sindaco, perché un turista che viene e che proviene da tutta Europa dovrebbe scegliere di venire a Sommatino? Sommatino rappresenta la storia delle tradizioni minerarie, tanto è vero che abbiamo denominato la nostra città come la città delle zolfare, miniera di storia, cultura e divertimento. Il nostro comune nasce intorno al 1500 e si espande attorno alla miniera Trabbia Tallarite, che è stata la più grande miniera di zolfo d'Europa. Accanto al Parco Naturale della Valle del Salso si estende anche l'Isola Persa, che rappresenta una delle più belle realtà paesaggistiche non solo della nostra provincia ma ritengo anche della nostra regione Sicilia. E comunque questa cittadina ha dimostrato negli anni di essere una cittadina ordinata, una cittadina predisposta alle relazioni con i turisti, anche perché noi siamo abituati da sempre al flusso di soggetti, di nostri concittadini che nel periodo estivo ritornano per venire a ritrovare i propri cari. Quindi abbiamo avuto sempre e comunque rapporti con cittadini provenienti dal Belgio, dalla Francia, dalla Germania, qualcosa anche dall'Olanda, qualcosa dalla Svizzera, e di conseguenza abbiamo, ritengo, una predisposizione naturale. Questo comune mancava il centro che potesse accogliere e soddisfare la richiesta ricettiva. Abbiamo presentato un bel progetto che è stato finanziato, andiamo a realizzare 60 posti letto e andiamo a realizzare soprattutto una struttura capace di accogliere chiunque vorrà visitare, chiunque vorrà sostenere questa nostra cittadina di Sommatino, città delle zolfare. E comunque ritengo che una nota a proposito di ordine e una nota a proposito di accoglienza va riservato al corpo della polizia municipale, con in testa il suo comandante, il dottore Luigi Galifi, e con tutti i nostri vigili urbani e tutti i nostri agenti di polizia municipale che rendono la nostra cittadina sempre più vivibile, sempre più accogliente e sempre comunque al servizio della gente.